La montagna merita rispetto, lo chiedono albergatori e operatori dell'altopiano che dopo il provvedimento del ministro della Salute Roberto Speranza sullo stop alle attività sciistiche fino al 5 marzo hanno dovuto accusare l'ennesimo duro colpo di una stagione martoriata. Nelle ultime 48 ore sono saltate tutte le prenotazioni, tutti i clienti hanno chiesto di una politica di cancellazione delle prenotazioni. A fare più male sono le tempistiche, giudicate sbagliate, lo scarso preavviso e la sensazione che manchi un vero piano di intervento e di tutela. Certo è che dopo un 2020 come quello che abbiamo passato l'anno scorso, delle festività natalizie in cui siamo rimasti chiusi per le varie restrizioni che c'erano, oggi ogni euro buttato è un euro che pesa molto, anche perché adesso dobbiamo arrivare a luglio. L'altopiano a livello di presenze alberghiere si assesta tra i 180 e 200 mila presenze annue in un anno normale. L'anno scorso la perdita di presenze e in proporzione di fatturato va dal 40 al 50%. Il 2021 non è sicuramente iniziato per il meglio e al momento un mese come gennaio, ad esempio per la mia struttura, stiamo parlando di un 90-95% di perdite. La speranza a questo punto è di riuscire a valorizzare al meglio i weekend per coprire le perdite senza compromettere la sicurezza di turisti e cittadini. Va bene anche il turismo mordi e fuggi, tenuto conto che molto probabilmente il Covid cambierà il modo di fare vacanza.